venerdì 24 novembre, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi ci occuperemo del vivibilità. Le città siciliane purtroppo in fondo alla classifica, cercheremo di approfondire un po' questi temi. E poi ancora il ponte sullo Stretto di Messina, che sarà il ponte più lungo del mondo, vedremo anche altre caratteristiche che dovrà avere. E poi oncologia pediatrica, terapia e riabilitazione, quindi nuove speranze per i bambini che soffrono. Ma intanto cominciamo con l'attualità. Ancora una volta donne nel mirino degli uomini. È successo a Pachino, 2 donne sono state molestate davanti a una scuola, le urla della vittima ha messo in fuga la persona che li molestava, era un tunisino che è stato rintracciato e poi anche arrestato a Palagonia, anche se l'episodio di violenza è successo a Pachino. Vediamo. Mentre a Palagonia gli studenti lanciavano un messaggio contro la violenza sulle donne, compresa l'inaugurazione di una panchina rossa, la polizia arrestava un tunisino di 29 anni accusato di violenza sessuale nei confronti di 2 donne. L'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Pachino. L'episodio risale al 14 ottobre scorso. Le 2 donne si trovavano davanti ad una scuola di Pachino in attesa dell'uscita dei figli quando il giovane nordafricano si sarebbe avvicinato e le avrebbe molestate sessualmente. Le vittime, infastidite dall'extracomunitario, hanno urlato per attirare l'attenzione di altri presenti. Solo a quel punto l'uomo è scappato. Grazie alla dettagliata descrizione delle donne e di alcuni presenti davanti alla scuola, gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità, rintracciandolo a Palagonia, dove nel frattempo si era spostato, forse in compagnia di altri connazionali. Dopo le formalità di rito, l'extracomunitario è stato rinchiuso nel carcere siracusano di Cavadonna. Come sapete c'è un numero nazionale antiviolenza per le donne, il 1522, che anche in Sicilia, dopo il femminicidio di Giulia, registra una crescita esponenziale. Pensate che ci sono solo nella nostra regione ormai quasi 500 telefonate al giorno e le giovani, la maggior parte giovani che telefonano, sono accomunate dalla paura e dal bisogno di sentirsi protette. Mi picchia, mi insulta. Dietro tutte queste frasi la paura, ma quando arrivano alle operatrici del 1522 sono anche frasi che sottendono alla speranza, alla voglia di spezzare la catena, alla fiducia di poter evitare l'irreparabile. Il 1522 è attivo 24 ore su 24 e in questi giorni è letteralmente inondato da chiamate. Un altro palpabile segnale dell'effetto che il caso del femminicidio di Giulia Cecchettin ha generato. Stiamo ricevendo anche 400-500 chiamate al giorno. A chiamare sono donne giovani, genitori che dall'omicidio di Giulia hanno alzato il livello dell'attenzione e di preoccupazione su questo fenomeno. Siamo passati quindi dalle 200 telefonate quotidiane di media a un picco che di solito raggiungiamo in questa settimana, che è la settimana contro la violenza alle donne. Dalla chiamata al numero nazionale poi le operatrici dirottano subito al centro antiviolenza accreditato sulla regione. È qui che la telefonata si trasforma in possibilità di incontro, di aiuto concreto. Anche in Sicilia le richieste dirottate dal 1522 sono tante e tutte segnate dal medesimo sentire. È palpabile la sensazione di devastazione che i ragazzi stanno provando, soprattutto dopo quello che è successo a Giulia. Manifestano dolore, paura. Nel nome di Giulia, tante si rivolgono al 1522 trovando donne che si occupano delle donne, quasi eroine, viste dagli occhi dei bambini. Ma sono donne reali, sono fantastiche, ci ascoltano e parliamo insieme. La notte faccio di nuovo sonni belli. Angelo, passiamo ai quotidiani siciliani. Cominciamo subito, Michele. Allora partiamo dalla prima pagina della Sicilia. Eccola qui, la prima pagina stiamo per vedere. Allora, intanto ho subito i 2 fatti messi in evidenza.
si parla di vacanze in Sicilia, i piani per la nostra regione, c'è un'intervista con il ministro al turismo Santanchè, puntiamo sugli 809.000 residenti all'estero, questo è il dato che viene fuori. Comincia oggi un forum importante con la ministra Santanchè che metterà a punto con il governo e anche le regioni le strategie per la destagionalizzazione nel 2024. Alla regione siciliana finanzieremo azioni verticali e nuove iniziative, anche i ristoranti rientreranno nei benefici. Queste sono le parole, c'è un'intervista, una pagina all'interno proprio del quotidiano. Dall'altra parte c'è la speranza per il lavoro nella nostra regione, nella nostra Sicilia. È stato inaugurato, ieri ce ne siamo occupati a Belpasso, il primo stabilimento high-tech, dunque uno stabilimento all'avanguardia a servizio dei cantieri autostradali e ferroviari, sito gemellato a Dittaino. C'è il plauso della regione, porterà lavoro, porterà formazione e quindi la possibilità che in qualche modo ci sia maggiore occupazione. E poi notizie anche nazionali sulla prima della Sicilia, perché si torna a parlare del femminicidio di Giulia. C'è una violenta lite in corso, la beffa dell'allarme inascoltato. Adesso c'è anche questa, diverse testate stamattina se ne occupano, perché pare che ci sono state un po' di segnalazioni, però forse anche una telefonata, e quindi vedremo cosa effettivamente verrà fuori. Poi c'è il monito del Papa, sempre sul tema: istruire gli uomini a relazioni più sane. Queste sono le parole, come sempre, sagge del Papa. La Meloni ieri ha parlato e in qualche modo c'è stato un fortissimo scontro anche con Matteo Renzi in aula. Meloni precetta i sindacati, poi il dietro front per evitare lo scontro. Salta la convocazione a sorpresa nel giorno dello sciopero, cioè di lunedì, perché c'è un altro sciopero lunedì. Un richiamo lo facciamo anche al Black Friday di oggi: acquisti scontati tra cifre record, ma attenti alle truffe, bisogna fare sempre attenzione. E il fenomeno Sinner, che continua comunque ad incantare, ieri ha trascinato in semifinale l'Italia della Davis e oggi, domani poi dovranno vedere con la Serbia, dove Jannik Sinner ritroverà quello che è il suo rivale più acceso, più forte. Stiamo parlando di Djokovic. Adesso le pagine interne, parliamo proprio di occupazione. WeBuild punta sulla Sicilia, formazione 2 fabbriche, inaugurata a Belpasso il primo stabilimento high-tech per produrre conci, sito gemellato a Dittaino. C'è l'intesa con la regione, questo è quello che scrive nelle pagine interne la Sicilia. E poi le pagine dedicate alla città di Catania. Vedete, si parla proprio dei rifiuti, ma dei furbetti, perché adesso è entrata davvero in vigore, ci sono i primi effetti della legge 137 del 2003, quindi il reato che diventa penale, che prevede non solo l'ammenda ma anche il sequestro del mezzo. Denunciati 7 incivili dei rifiuti, la stretta dei vigili e multe da 1.000 a 10.000 euro, autori ripresi dalle telecamere Annesima, Playa, Librina e San Giorgio, praticamente in quasi tutte le zone della città. Sempre rimanendo sulla città di Catania, ci sono furbetti anche di altro tipo. Sulla tangenziale sanzionati 13 furbetti della corsia di emergenza, sono stati rafforzati i controlli della Polstrada, a tutti è stata ritirata la patente e quindi insomma la corsia di emergenza serve per le emergenze, lo ricordiamo. Entriamo anche in clima in qualche modo natalizio. In piazza Università oggi il sindaco accende l'albero di Natale e anche le luminarie. L'appuntamento è per le 17. Dalle pagine della città di Catania continuiamo ancora, perché ci sono delle novità che riguardano l'università. Dal 1° di dicembre Corrado Spinella sarà il nuovo direttore generale. Il dirigente di ricerca catanese vanta una significativa esperienza manageriale nel CNR e in altri enti. Il saluto al rettore Priolo e all'uscente La Via. Questa la situazione sulla città di Catania. Adesso la prima pagina del giornale di Sicilia, si parla di assunzioni alla regione
ragione, le assunzioni sono più vicine perché c'è stato il via libera della Commissione bilancio, al bilancio consolidato. L'ultima parola adesso spetta all'ARS. In ballo ci sono 470 posti nei centri per l'impiego e una ottantina negli assessorati. Se martedì il provvedimento riceverà l'ultimo timbro da Sala d'Ercole, le firme dei contratti scatteranno già a febbraio e quindi ci potranno essere delle nuove assunzioni. Poi c'è una bacchettata dell'ANAC alla centrale unica, ma anche il personale, l'assessore Falcone dice riordino in corso. E ancora, sempre in fatto di politica regionale, in eleggibilità c'è il pressing di Fratelli d'Italia, ma gli alleati frenano su questa norma di cui si è tanto parlato. Poi la cronaca. Il processo per l'uccisione di Nicoletta Indelicato, avvenuta nel 2019 a Marsala, Margareta ergastolo confermato, ce ne siamo occupati ieri sera in telegiornale. Si tratta del processo d'appello bis, la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza sul carcere a vita che era stata inflitto alla bufala, di origini romene. La vittima fu uccisa a coltellate e il corpo venne poi bruciato. Terribile, diciamo, fine per questa giovanissima. We Build investe al Sud, piano per 10.000 posti, lo abbiamo visto anche sul quotidiano La Sicilia. E poi audizione in antimafia, torna a parlare Di Pietro su Bosse ed appalti. Borsellino voleva andare veloce, queste sono le sue parole, quelle dell'ex magistrato, ex ministro Di Pietro. Siamo sulla prima pagina invece dell'edizione di Repubblica Palermo e vediamo il titolo: il prof non sono un mostro, la denuncia anonima su episodi di sessismo divide medicina tra innocentisti e colpevolisti. Va avanti intanto l'indagine interna all'Ateneo, il rettore ascolterà tutti gli specializzandi, parla il sospettato. Queste sono le parole pronunciate, che sarebbero state pronunciate dal professore. E poi depistaggio di Stato, si aggravano le accuse per 4 poliziotti, sono le indagini. Depistaggio non solo, la falsa testimonianza, si aggrava la posizione dei 4 poliziotti a cui la procura di Caltanissetta contesta di avere mentito durante l'ultimo processo. Adesso il procuratore Salvatore De Luca e il sostituto Bonaccorso contestano il reato di depistaggio e non più quella di falsa testimonianza, quindi situazione che si aggrava per questi poliziotti. Siamo adesso alle pagine interne di Repubblica Palermo perché torniamo proprio a quanto sta avvenendo all'Ateneo, alla facoltà di medicina, lo scandalo chiamato proprio così dall'università. Non sono un mostro, riprendiamo le parole del professore, medicina si divide. Viaggio nel reparto dei veleni dopo la lettera sul docente. Verranno ascoltati tutti gli specializzandi, ma possiamo vedere, sappiamo che il rettore ha inviato una lettera per fare conoscere i fatti alla procura, c'è una circolare del procuratore De Lucia da archiviare le accuse senza firme, solo in casi eccezionali si può procedere se ci sono dei dettagli, quindi staremo a vedere quali risvolti ci saranno da questo punto di vista, da un punto di vista giudiziario. I precari, c'è l'ultimo atto, scade il termine per la stabilizzazione, 1.200 lavoratori in bilico negli enti locali. I sindaci dei comuni più coinvolti chiedono la proroga all'ARS perché quindi insomma a rischio sono davvero migliaia di posti di lavoro, 1.200 negli enti locali. Si torna a parlare anche dell'emergenza incendi perché è arrivato il brutto tempo, sono arrivate le piogge, però per quanto riguarda gli incendi la Sicilia spreca tantissimo, 250 milioni mai spesi e l'isola brucia. C'è un dossier del WWF, analizza le inefficienze delle strutture regionali istituite per contrastare i roghi. È un tema che spesso ritroviamo con i numeri, i dati forniti dal WWF. La Gazzetta del Sud, siamo così a Messina e parliamo di infrastrutture e lavoro, c'è la svolta al sud, in Sicilia e Calabria si procederà alla formazione di diverse figure professionali, ne abbiamo parlato, continuiamo a parlarne, di We Build che ha presentato il piano per 10.000 nuovi occupati in 3 anni, siglati i protocolli d'intesa con le 2 regioni. E poi ancora a proposito di università, ma stavolta siamo a Messina, elezioni del nuovo rettore, oggi ci sarà lo scrutinio, conosceremo quale sarà il risultato, se ci sarà il nuovo rettore, se nessun candidato
raggiungerà il quorum si andrà al secondo turno, questo per l'Università di Messina. L'aggressione a Giulia e l'allarme ignorato, i carabinieri spiegano i motivi del mancato intervento dopo la telefonata del vicino della ragazza, quindi ci spiegano ipotesi e poi per quanto riguarda le inchieste, ipotesi premeditazione, altre nubi sull'ex fidanzato, fece un sopralluogo a Fosso, quindi pare che fosse andato nel luogo dove poi si è consumata questa violenza per fare un sopralluogo. Una notizia che ha a che fare con il mondo del lavoro e che vorrei evidenziare, si ritrova un po' su tutti i quotidiani. Bancari, c'è un accordo sul contratto, un aumento di 435 euro al mese con la riduzione anche dell'orario di lavoro. Restiamo adesso però sulla Gazzetta del Sud per leggere le pagine interne, centrali degli appalti. Ne abbiamo visto anche sul Giornale di Sicilia questa notizia: sprechi e inefficienze, le falle negli acquisti dei beni per la sanità, tempi biblici e gare pubbliche frazionate. La ispezione dell'autorità anticorruzione rileva gravi disfunzioni nelle attività del braccio operativo della Regione e l'assessore Falcone parla di carenze di organico proprio per questa vicenda. E poi si continua ancora a discutere del seggio all'Ars conteso da Genovese. Il CGA riapre la partita, il Consiglio di Giustizia Amministrativo dispone il riconteggio dei voti in 33 sezioni, il TAR invece aveva legittimato l'elezione di Laccotto, quindi staremo a vedere che tipo di sviluppo alla fine avrà questa vicenda. Restiamo sulla Gazzetta del Sud per una notizia intanto di cronaca: ha varcato lo stretto con 10 kg di cocaina nell'auto ed è stato arrestato, fermato appena sbarcato da un traghetto giunto da Villa San Giovanni. E poi ancora il maltempo alle Olie, collegamenti sospesi, sono stati 36 ore piuttosto complicate nella nostra regione, alla fine la perturbazione ci ha lasciato. E poi ne parlavamo prima, l'abbiamo visto sugli altri quotidiani, sul Giornale di Sicilia, gli appalti univano mafia e Tangentopoli, indagine e rapporti tra Palermo e Milano. Antonio Di Pietro, io fermato dai dossier, Borsellino dal tritolo, l'ex magistrato di Mani Pulite davanti alla commissione parlamentare antimafia. Allora ci fermiamo qui con la rassegna stampa e ci ritroviamo con quella nazionale. Tra pochissimo quella nazionale. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, continuiamo con Angelo Gagliano con la rassegna stampa nazionale. Eccola qua la rassegna stampa nazionale che apriamo stamattina con la prima di Repubblica. La battaglia sui diritti è quello il faro su cui accende i riflettori per l'appunto Repubblica, il rumore delle donne. Alla manifestazione convocata a Roma contro la violenza maschile forse anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia. Domani sarà estradato in Italia l'assassino Filippo Turetta. La procura indaga sul mancato intervento dopo la chiamata del 112, l'abbiamo già visto accennato. Scarso valore, così il governo negò i fondi al film di Cortellesi. Questo è un altro argomento, un altro tema. Poi ancora si parla di economia, dall'Unione Europea c'è l'ok al PNRR ma con correzioni, meno tagli ai comuni. Lo sciopero dei trasporti, Salvini minaccia nuova precettazione, sappiamo che lunedì c'è un'altra giornata di sciopero. E poi ancora, vedete, questa fotonotizia per il conflitto tra Israele e Hamas, attesa per il rilascio dei primi ostaggi. La tregua è scattata questa mattina, speriamo intanto tenga, soprattutto che ci possa essere veramente questo scambio tra gli ostaggi e i prigionieri palestinesi nelle carceri proprio israeliane. La rivoluzione misteriosa del progetto Q è una cosa interessante che riguarda l'intelligenza artificiale. Si parla di una superintelligenza che potrebbe anche mettere a rischio il genere umano. Ne approfondiamo, fra non molto magari ci torniamo. Ci incuriosisce molto. E tantissimo, sì. Poi la Coppa Davis, ancora una volta Sinner protagonista, porta l'Italia in semifinale, ritrova, come dicevamo, Djokovic, che è la bestia nera praticamente, ma un po' di tutti, non solo di Sinner, perché è il numero 1 e quindi insomma è il più forte al mondo ancora. Meloni, tensioni sugli scioperi con i sindacati, questo è
il Corriere della Sera, duello con Renzi, caso Lollobrigida, la Lega lo critica, questa è la situazione politica. E poi vedete qui anche sul Corriere fotonotizia per scrivere Giulia gli allarmi inascoltati, e domani ci sarà il rientro del suo carnefice Filippo Turetta in Italia. Lo farà con un volo militare, non con un volo di linea. Arriverà in Italia su un volo militare. E poi la crisi in Medio Oriente, ostaggi, scatta la tregua, la lista dei primi liberati. Ancora leggiamo di cronaca, uccise la sorella, torturato in cella. Stiamo parlando di Alberto Scagni, che adesso è grave, è stato praticamente per ore colpito e con violenze piuttosto atroci. Adesso è veramente in coma, adesso è in coma farmacologico. Giulia, il giallo dei soccorsi, anche la Stampa parla di questo tema. Ignorato l'allarme a 112, Turetta domani a Venezia. E poi ancora lo scotch per zittirla comprato giorni prima. Da qui insomma si parla di premeditazione. I carabinieri, secondo il testimone, i due ragazzi erano andati via e non ha dato la targa, quindi era impossibile di fatto magari rintracciare quest'auto, così almeno dicono i carabinieri. Poi ancora scioperi, alta tensione, sindacati in piazza, Meloni riconvoca, poi sposta l'incontro, e la Lega, come abbiamo visto, scarica Lollobrigida sul treno. Ha sbagliato, dice la Lega. Fotonotizie anche sulla Stampa, vedete il giorno degli ostaggi, siamo al conflitto in Medio Oriente, due riflessioni, nella testa dei prigionieri, se il Papa irrita i rabbini, perché insomma il Papa avrebbe parlato di terrorismo e non di guerra, e quindi da qui forse probabilmente c'è qualche tensione. Oggi c'è l'attesa liberazione dei primi 13, speriamo, israeliani, la tregua dopo un mese e mezzo di guerra, ma già Netanyahu ha parlato di ripresa subito del conflitto, si tornerà a combattere per almeno altri 2 mesi. Queste sono le sue dichiarazioni. Tregua alla prova, intanto Avvenire come sempre è un giornale molto equilibrato, rinviata questa mattina la pausa, dovrebbe portare alla liberazione dei primi 13 ostaggi. I rabbini criticano le parole del Papa, Parolin nessuna distanza e condanna di Hamas, quindi sono delle precitazioni. E ancora vedete sulla prima pagina, allarme minori, il reality shock su Squid Game, visibile dai 7 anni, diventa un gioco, la serie discussa. Fondazione Carolina, follia che i bambini possano guardarle, quindi sono temi anche che riguardano i minori. L'Olanda, che ha svoltato a destra, cerca alleati adesso per governare, perché la situazione ha vinto le elezioni, ma non bastano i 37 seggi che sono stati conquistati. Adesso è l'ipotesi di un'uscita che preoccupa anche l'Unione Europea, perché è un anti-europeista, il Wilders, che ha vinto le elezioni. Il giornale punta su un titolo completamente diverso, parla della Fiat, la furbata della Fiat. Stiamo in Italia solo se il governo ci fa lo sconto sul gas. Queste sono le richieste. Il piano Stellantis viene presentato in questo modo. E poi sulla vicenda caro benzina, vedete la battuta della Meloni in aula: la benzina è cara, dillo ai tuoi amici arabi, si rivolge a Matteo Renzi. Ieri c'è stato davvero un siparietto staffilate da una parte e dall'altra. E poi quanto è accaduto ieri con questo algerino che ha coltellato 3 bambini a Dublino, la rabbia bianca, ipotesi terrorismo, la violenza hooligans, è stata una serata davvero complicata, di battaglia, davvero complicata, e con diverse manifestazioni e tensioni. Eccola qui, il Fatto Quotidiano come sempre ha le sue notizie, le sue aperture, le telefonate. Lollo Trenitalia per la versione tutto regolare, col treno avrebbe perso solo 15 minuti sull'auto, non 5-6 ore. Quindi questo è quello che scrivono. Il ministro viene smentito e Salvini lo scarica.
le Ferrovie dello Stato e il Ministero hanno concordato la scusa per giustificare l'abuso di potere, dicono che ci sono 207 precedenti, ma non spiegano quali, scopriremo mai quali saranno, vedremo un po'. Il leghista pignorato dal CSM tributario, finanza dove deve al fisco, Fiorenza chiedo scusa, deve al fisco 850.000 euro, l'uomo giusto. E poi Sgarbi e l'inganno all'anziana contesa, il quadro da 8 a 800 milioni di lire. Vicende tutte chiaramente che il Fatto Quotidiano va a scovare e va a cercare. Deriva rossa, scrive Libero stamattina, con minacce al Libero. Però, minacce al Libero. Silenzio a sinistra, corteo antipatriarcato sotto la redazione tra insulti e farneticazioni. La solidarietà di tutti i partiti da destra fino a Renzo. Poi il gelo. E intanto Meloni al Senato, occupazione femminile. Mai così alta. Questa è la prima pagina di Libero. E poi finalmente Elli centra un record, PD al minimo della sua storia. Come vedete, poi ci sono evidentemente i punti di vista diversi. Visto che ci siamo, vediamo anche l'Unità, titolo davvero molto particolare, è nato ieri, domani avrà 3 giorni ed entrerà in prigione. Farabutti, questo è, lasciate che i bambini vengano in carcere, il virgolettato. È un caso che ha individuato l'Unità. Esattamente, l'Unità riprende questo caso, poi caccia ad Hamas in tutto l'orbe terracqueo, questo è l'obiettivo di Netanyahu. Malgrado la tregua, insomma, chiarisce che i venti di guerra soffiano ancora forte. A proposito dei venti di guerra, vedi, c'è una fotonotizia sul manifesto, c'era una guerra, per dire che ci siamo dimenticati del conflitto praticamente in Ucraina. Un conflitto scaccia l'altro, così l'Ucraina è sparita dai radar, ma è tutta ancora là, la controffensiva è fallita, Zelensky litiga col suo generale capo e poi si fa strada in Occidente alla Ucraina, cioè scappare dall'Ucraina. Putin è rimasto dove stava, si muore ancora e si morirà, ma il mondo già combatte altrove, per dire, insomma, che tristezza, è perché non se ne parla quasi più da nessuna parte di questo conflitto. Meloni contro tutti, scrive invece il Tempo, a Question Time, il Premier al Senato ribatte le accuse dell'opposizione su economia, lavoro e migranti, occupazione femminile, il dato di cui vado più fiera, in arrivo ristori alla Romagna, botte risposta con Renzi, lui attacca sul caro benzina, lei senti Bin Salman se ci aiuta, che è un caro suo amico. I sauditi. Esattamente. Perché lui va là e fa delle conferenze molto ben pagate. E proprio per questo motivo evidentemente la punzecchiatina è arrivata. Poi ancora Salvini, buonsenso o precetto, una riflessione in questo momento per il ministro che già ha fatto un'operazione del genere quando c'è stato il primo sciopero e adesso ci sta riflettendo. Gualtieri su Expo la vede brutta, i petrodollari comprano tutto. Ma com'è possibile che noi sottoterra, perché in romano si dice con una R, sottoterra troviamo solo cocci e mai in giacimento di petrolio? Questo Gualtieri, no? E poi ancora sulla prima pagina, Sinner trascina l'Italia in semifinale, domani c'è Djokovic, è una sfida senza fine, praticamente impossibile venirne a capo. Temi in qualche modo politici e anche economici sulla prima pagina del Sole 24 Ore, contratto dei bancari, 435 euro in più e orario ridotto, quindi insomma hanno fatto una trattativa, se così sono le cose davvero interessante. A dicembre per i 270.000 addetti, prima tranche da 250 euro a 1.250 di arretrati, questi sono i dati. E poi Israele Hamas verso 4 giorni di tregua per il rilascio degli ostaggi. In Burundi la luce arriva grazie al solare low cost, questa è una innovazione per l'Africa. E ancora Bonomi e Landini, un patto per l'operazione Verità sui salari, quindi c'è questo confronto che si apre tra Confindustria e il leader della CGIL. Altre prime pagine ancora, andiamo sull'Osservatore Romano. Il cuore della speranza, questo è il titolo sulla fotonotizia. Al confine tra Stati Uniti e Messico c'è una grande marionetta, ricorda al mondo l'importanza di tutelare i bambini
migranti. Una riflessione, come sempre, attenta dell'Osservatore Romano. Ci fermiamo. Ci fermiamo qui, vediamo subito com'è il tempo perché siamo ancora in allerta arancione. Diamo un'occhiata al meteo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì torna il bel tempo su tutto il nostro territorio, avremo dunque prevalenza di sole, ma con qualche possibile spot piovoso nella seconda parte della giornata, in particolar modo sul medio-basso versante tirrenico, così come sulla Sicilia, dove il contesto si presenterà variabile. Avremo sì prevalenza di sole, ma con qualche spot piovoso nell'arco della giornata, specie tra Siracusa, Ragusa e sul Messinese. Temperature massime diurne che non subiranno particolari variazioni. Giornata di sabato che vedrà un'irruzione artica portare tempo instabile sul territorio con piogge e rovesci in moto da ovest verso est, il tutto con forti raffiche di vento. Pensate che i venti andranno anche oltre i 90-100 km/h con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Valori massimi diurni che non supereranno localmente i 22 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Tutti i giorni prima del telegiornale non perdetevi C'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19:30 su Antenna Sicilia. E adesso dobbiamo parlare di qualità della vita della Sicilia in fondo alle classifiche e dovremmo avere un ospite che aspettiamo. Intanto, Angelo, se vuoi dare un'occhiata ancora ai quotidiani. Allora sì, possiamo vedere qualche altra notizia, lo facciamo subito andando sul Messaggero. Vediamo la prima pagina anche del Messaggero. Giulia, l'allarme fu ignorato, scrive questo il Messaggero sulla prima, nessun intervento dopo la chiamata al 112, scatta l'inchiesta, Turetta domani in Italia su un volo militare per evitare aggressioni e boom di telefonate al 1522 di madri e amiche, c'è più paura. Questo è quello che scrive stamattina il Messaggero. Poi Gaza, al via alla tregua, libertà per 13 ostaggi, ma l'intesa è fragile. Dovrebbero essere 13 contro 29, questa è la prima, diciamo, la prima tranche di questo scambio di prigionieri da una parte e dall'altra. E poi, sempre sulla prima pagina, manovra mutui e affitti tra i benefit aziendali. Bene, allora adesso siamo in grado di avere con noi l'ospite che prevedevamo, che è il professor Carlo Colloca, che insegna sociologia urbana all'Università di Catania. Buongiorno professore e benvenuto. Direttore, grazie per l'invito. Allora, parliamo di questa classifica sulla qualità della vita di Italia Oggi, che vede purtroppo le nostre province in fondo alla classifica. Come mai, professore, siamo tutti giù in basso? Che criteri si utilizzano per dire che la qualità della vita delle nostre parti è così inferiore al resto delle città? Ma intanto, visto che di solito quando si presentano questi dati l'attenzione è rivolta quasi esclusivamente alle città in senso stretto, quando poi il fenomeno riguarda più in generale la città capoluogo e la provincia nella sua interezza. E nel caso di Catania, mi sentite? Con una certa fatica. Vada avanti, professore, non si preoccupi. Sì, no, dicevo che in realtà la classifica a volte viene semplificata dicendo che, come nel caso siciliano, le 9 città sono tutte nella fascia dove il livello di qualità della vita è insufficiente. Ricordiamo che Italia Oggi utilizza una classificazione per cui distingue un livello di buona, accettabile, scarsa o insufficiente. Va bene, fermiamoci un attimo, professore, guardiamola allora questa classifica. Allora, all'88 Ragusa, 93 Trapani, Palermo 98, 100 Enna, Siracusa 102, Catania 103. Tra l'altro Catania è anche scesa, mi risulta, vero? Perché era peggiorata. Era 102, diciamo. Era 102, 103. Grandi... Agrigento 104, Messina 105, 106, Caltanissetta che è penultima se non sbaglio, perché l'ultima è Catanzaro, è giusto?
L'ultima, direttore Crotone, non siamo lontani da Catanzaro. Allora, e come mai questa situazione? Stavamo dicendo questo. Quello su cui mi stavo soffermando prima è che se pensiamo a queste città, iniziando da Catania, intanto Catania ha una popolazione residente all'agosto scorso che è poco inferiore ai 300.000 abitanti. L'area metropolitana, quella che una volta chiamavamo provincia, raggiunge gli 800.000. Quindi nella costruzione delle classifiche i 9 capoluoghi siciliani si portano dietro anche le fragilità delle aree interne di tutti i territori che compongono nell'insieme l'area metropolitana. Quindi da questo punto, questo è un aspetto che va tenuto in considerazione, altrimenti ad esempio non ci spiegheremmo come per questioni legate a reati e sicurezza Milano, che invece è per qualità della vita al secondo posto, Bolzano, è ultima e invece per reati e sicurezza, perché si porta il carico non solo dei problemi di Milano ma dei comuni del territorio. Quindi questo è un dato che ci aiuta a leggere in modo meno veloce, meno approssimativo le informazioni costruite da questa ricerca che Italia Oggi commissiona alla Sapienza di Roma. Detto questo, non c'è dubbio che poi se ci soffermiamo su un dato in particolare, quello legato all'ambiente, e questo ci tira dentro ancora una volta anche l'area metropolitana, Catania è l'ultima in assoluto, cioè quindi peggio della 103esima posizione, e su questo sicuramente incide il fatto che noi abbiamo una popolazione in entrata e in uscita quotidianamente nel capoluogo che preferisce una motorizzazione privata rispetto ad esempio ai mezzi pubblici, evidentemente non solo perché ci sono aspetti di carattere antropologico per cui si preferisce il mezzo proprio anche come status symbol, se vogliamo, ma è un problema in realtà di qualità, di affidabilità del mezzo pubblico. Questo significa non soltanto una insostenibilità rispetto a quelle che sono le infrastrutture della mobilità, ma poi un impatto sulla qualità dell'aria che rende ancora più fragile, ancora più vulnerabile questo territorio, al di là delle retoriche che ogni tanto vengono evocate rispetto agli sforzi che si fanno sul tema della sostenibilità. Però, professore, ci sono delle differenze anche importanti fra le varie città, cioè pur essendo in fondo classifica non tutte sono allo stesso livello. Da cosa dipende questo? Vabbè, allora, intanto, se vogliamo provare a consolarci, consoliamoci. Intanto possiamo dire che tra le 14 città capoluogo di area metropolitana, l'ultima è Messina e non è Catania. Però in effetti il peso significativo per cui in qualche modo scendono in classifica, per esempio salvo Palermo che in qualche modo rimane stabile al 98esimo posto come nel 2022, è perché su città come Catania troppe volte sui temi legati poi alle dimensioni analizzate da Italia Oggi, forse vale la pena ricordare, la qualità della vita viene costruita da questa ricerca di Italia Oggi su 9 dimensioni, i temi dell'affare, affari e lavoro, ambiente, istruzione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero. Ecco, su questi 9 indicatori noi in una città come Catania, come molte grandi città del sud Italia, abbiamo il peso di un impoverimento che in maniera errata di solito facciamo corrispondere al peso, tra virgolette, che hanno le grandi periferie geografiche, Librino a Catania, Lozzena a Palermo. A vedere bene, con il lavoro che anche stiamo facendo come Università di Catania all'interno dell'Osservatorio Metropolitano per la prevenzione e il contrasto della devianza minorile che ha sede in prefettura a Catania, quello che emerge è che città come Catania hanno almeno una doppia periferia, cioè hanno degli indici di fragilità
dal punto di vista della sicurezza sociale, del reddito, dei titoli di studio, che pesano sulla periferia geografica, ma che ci consegnano anche un centro città che ha perso pesantemente la sua centralità. Sembra un po' un ossimoro, ma questo ci porta praticamente ad avere una città che è fortemente attraversata da queste situazioni di fragilità socio-economica e culturale. Ecco, professore, per concludere, mi scusi se la interrompo, da dove ricominciare? Cioè, se lei dovesse indicare un punto comune che riguarda un po' tutte le province della nostra regione, quale sarebbe il punto di forza sul quale tentare di risalire la classifica? Ma allora, viene citato a volte fin troppo il PNRR, ma non è l'unico filone di finanziamenti rispetto ai quali la Sicilia, nonostante una serie di bocciature che ha avuto, conta su un numero significativo di progetti. Pensiamo che ad esempio che Catania ne ha oltre 500 finanziati e tutta l'area metropolitana supera abbondantemente i 2000 progetti. Ecco, se questa fase verrà ben governata, quando diciamo ben governata significa non tenere conto soltanto del ruolo degli enti locali, ma di tutta una serie di altre istituzioni economiche, sociali, allora da questo percorso si potrà immaginare probabilmente una risalita della classifica. Allora è quello che ci auguriamo, professore, è quello che ci auguriamo naturalmente. Quindi il punto, diciamo, su cui concentrare l'attenzione è la questione del PNRR, gli investimenti che sono previsti e che dovrebbero essere realizzati. Questi potrebbero veramente portarci a risalire la classifica, anche al di là delle classifiche, anche a vivere una qualità migliore della vita. Ringrazio molto il professor Colloca. Noi facciamo una breve pausa e fra poco ci occuperemo del ponte, anche qui un altro progetto importante di cui tanto si discute, il ponte sullo Stretto di Messina. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, nostri ospiti due ingegneri, l'ingegnere Andrea Sant'Angelo, strutturista esperto in progettazione di ponti, questa parola mi dirà qualcosa, e l'ingegnere Gaetano Fede. Grazie per essere con noi, benvenuti. Allora, la notizia ultima qual è? Che a Messina il Consiglio Comunale, con l'unanimità 26 su 26, ha deliberato la costituzione di una commissione permanente che si chiama Ponte sullo Stretto di Messina e opere connesse e compensative, piano e opere strategiche. Come dire, c'è la conferma, è giusto ingegnere, che assieme al ponte si prevede di migliorare tutta una serie di infrastrutture e così si azzera questo contrasto dibattito continuo che dice: se si fa il ponte però bisogna fare le infrastrutture, se si fanno le strutture non c'è bisogno del ponte. Com'è? Beh, il problema è purtroppo, come tutte le cose, è più complesso di quello che ci fanno capire, però è evidente che la struttura del ponte ha un senso se c'è tutto quello che ci sta intorno. E da ingegnere, da progettista, posso dire senza dubbio che le parti che stanno intorno hanno la stessa complessità della struttura del ponte. Senza nulla togliere che il ponte in se stesso ha delle complessità che io mi sono occupato del progetto del ponte per diverso tempo nel passato, ha delle complessità e delle criticità che io spero si possano risolvere, specialmente per quanto riguarda il passaggio dei treni. Ecco. Allora, concentriamoci sul ponte e lasciamo stare provvisoriamente, non perché non ne vogliamo parlare, ma perché proprio abbiamo le persone che hanno delle cose da dirci. Parlava delle ferrovie, criticità, perché? Perché tutti i ponti sospesi che esistono nel mondo raramente hanno un treno che ci passa sopra, e non è semplicemente perché non serviva, perché il treno dà delle problematiche aggiuntive in termini di fatica, cioè una struttura viene molto sollecitata, di pesi molto elevati, e anche dal fatto che un ponte come il ponte sullo Stretto è investito da venti che alle volte possono raggiungere una velocità importante, e i convogli ferroviari sono molto lunghi, quindi creerebbero un'instabilità a livello del piano, del deck, che è risolta, sì, ma sulla carta,
ma ci sono delle problematiche appunto di stabilità che ancora non sono del tutto risolte. Lei, ingegnere, vuole commentare questo? No, ma questo mi sa che è appunto il punto centrale della vicenda, no? L'ingegnere Sant'Angelo ha partecipato da giovane ingegnere, lo è ancora, ma all'epoca lo era ancora più giovane, nel 2011, all'ultima gestione del ponte fino al progetto definitivo, e lì si è fermata, adesso bisogna andare alla potenzialità dell'esecutivo. Solamente che sono passati 13 anni, e 13 anni nella evoluzione dei materiali e della tecnica sono tantissimi, e quindi chiaramente anche il definitivo ha bisogno di una rivisitazione in base ai materiali che oggi ci sono, che chiaramente danno delle performance che dovrebbero superiori. agevolarci per superare anche questo problema che ha sollevato l'ingegnere Sant'Angelo, cioè la tensione maggiore cui è sottoposto un ponte quando ci passano i treni dell'alta velocità. I ponti più grandi, c'è un ponte, diciamo, in qualche misura un gemello che è stato costruito in Turchia, gemello come caratteristiche. In Turchia, non in Romania. Allora in Romania ce n'è uno, però è molto più piccoletto. Più piccolo. È piccoletto, ed è la stessa categoria ma molto più piccolo. Invece quello in Turchia? Quello in Turchia, insomma, siamo più di 2000 metri. Quindi cominciamo a essere, infatti io lo chiamo uno dei parenti illustri. Mancano 1000 metri. Mancano sempre 1000 metri, però perché il nostro sarebbe, ripetiamolo, di 3300 metri. Che è il più lungo del mondo. Che sarebbe il più lungo del mondo, anche se in Cina, i cinesi sono in questo momento sono il numero 1 per quanto riguarda i ponti sospesi, sono quelli più avanzati, non peraltro perché hanno nel modo di fare cinese, ne hanno fatto uno, gli è funzionato e lo replicano per 20, e quindi dalla loro hanno l'esperienza di averne fatti altri 20. Sono della stessa lunghezza? No, non sono della stessa lunghezza, però sono di vario tipo. Loro ne hanno fatto uno, non voglio dire nulla contro i cinesi, ma ne hanno fatto uno identico col deck, cioè con la struttura principale, l'impalcato identico a quello di Messina, che tecnicamente si chiama Messina Deck. Identico, proprio identico, un pochino più corto, e lo stanno costruendo adesso. La domanda però è questa: e gli fanno passare sopra i treni? I treni, questo è identico, però è più piccoletto. Questo è più piccoletto, siamo intorno a 1500 metri. Il problema qual è? Che la metà, quindi. La metà, esatto. Quello invece turco, che è di 2000, già incomincia a essere un pochino più importante, non passano i treni. Tutti i ponti di una certa lunghezza, già i treni incominciano a pensarci due volte prima di passare un treno. Io in una presentazione parlai del fatto che in Inghilterra c'è una legge che vieta il passaggio dei treni nei ponti di tipo sospeso, cioè nella nostra tipologia di ponte è una di quelle che in Inghilterra non si possono fare passare treni perché il primo cascò. Perché? Mamma mia, qui incrociamo tutte ma siamo le nel dita 1800, per non dire altro. Era il 1830. Per non dire altro, no. Allora, ingegnere, ci faccia capire quali sono i problemi. Ci sono, ha accennato, venti, terremoti e mareggiate. Allora, diciamo, io toglierei i terremoti. Il terremoto lo toglierei perché molto spesso una delle polemiche che tutti fanno riparla di terremoti. Il terremoto è una delle poche cose che il ponte non ha questo problema. Magari le infrastrutture laterali potrebbero avere, ma la struttura del ponte si comporterebbe come un grandissimo isolatore sismico, cioè come un qualche cosa che filtrerebbe l'azione del sisma, e quindi con un'oscillazione pure nemmeno tanto importante finirebbe tutto quanto. Lo digerisce, insomma. Bellissimo, lo digerisce. Mi piace. Il ponte digerisce il terremoto. Mi è piaciuto, perfetto. Invece il problema è che mareggiate ci sono. Allora, le mareggiate non è nemmeno un problema, perché il franco che c'è è abbastanza importante. Stiamo risolvendo noi qua i problemi del ponte. Il vento è una brutta bestia, perché il vento è insidioso. Parliamo di questo. Perché è una brutta bestia? Perché il vento può generare delle auto-oscillazioni. C'è un famoso filmato che si vede sempre, io da giovane ingegnere vidi che un ponte del 1940, il famoso Tacoma Narrows, nel 1940, finito in epoca in cui in America si facevano i ponti sospesi, con un vento nemmeno tanto forte iniziò a auto-oscillare e crollò. Per un problema non tanto di vento, di intensità di vento, ma quanto per una forzante con una perfetta frequenza che ha attivato dei processi che si chiama risonanza. Però ingegnere, adesso con questi nuovi materiali dovremmo essere in grado di reggere a queste difficoltà pure importanti che vengono. Dovremmo risolvere parecchie di queste difficoltà anche in termini di pesi, materiali che hanno le stesse performance, punti di resistenza, e pesano di meno, che permetterebbero chiaramente in alcuni casi, tipo le funi degli strali, di risolvere in parte questi problemi. Quindi però c'è molto da lavorare, fare molto studio sulla vicenda, e poi dare, diciamo,
l'ok quando effettivamente siamo nelle condizioni di cominciare. Un'altra cosa che ci suggestiona molto, adesso qua non c'è bisogno di vedere sempre i grafici che vediamo continuamente, o le immagini del rendering, come si dice. Io non le manco le presento. Ci fanno impazzire queste due torri che sono alte, se 400 metri. Cioè come l'Empire State Building. Esattamente, sono esattamente alte quanto anzi diciamo compresa l'antenna dell'Empire State Building. Compresa l'antenna. Cioè più alte. Diciamo. Uno dei problemi, infatti ha detto una cosa giusta, le torri, anche se sembra una struttura banale, in verità non lo è, perché... Ecco, qua c'è una grafica. Questa è una delle quello grafiche blu è il ponte, quello blu è il ponte, esatto, e lì vediamo c'è l'Empire State Building con l'antennone, quello con l'antennone è l'Empire, poi ce n'è poi sono altri palazzi, poi c'è il Chrysler, lì c'è Batman. No, quello è King Kong, quando è salito King Kong, giusto, e quelli sono poi il primo è il nuovo grattacielo che ha sostituito le torri gemelle a New York. Quindi vediamo, insomma, le torri sì, hanno dei problemi, anche queste hanno dei problemi di risonanza, e uno dei problemi è non tanto quando le torri poi saranno erette, ma quando le torri saranno da sole. E infatti, per esempio in Giappone successe che... Che vuol dire da sole? Scusi. Perché allora il cantiere durerà diversi anni, il cantiere durerà dai 10 ai 15 anni. Okay. Quindi ci sarà una fase che non durerà un giorno, ma durerà magari 2 anni, 3 anni, 4 anni, in cui le torri saranno da sole. Non c'è niente. Cavi. Quindi lo studio anche delle varie fasi di costruzione è cruciale. Perché per esempio in Giappone, uno dei ponti più lunghi che c'è in Giappone, che è la Kashikaiko, che ai tempi era il più lungo, successe il terremoto di Kobe quando c'erano solo le torri. E risultato? Le torri stavano in piedi senza nessun problema. Quindi il caso di quel terremoto può essere pericoloso. Esatto, fu studiata quella fase, perché quando la torre è da sola, e siccome è una struttura molto snella, da una direzione offre il fianco, cioè nel senso che è molto debole. Poi dopo, quando ci sono i carichi dei cavi, la torre si stabilizza. Ma finché non ci sono questi cavi e quindi il carico, la torre potrebbe oscillare. Domanda ignorante, non si possono accelerare i tempi in modo che le torri non siano da sole, certo punto. troppo a lungo. Bisogna essere veloci. I cinesi sono subito. brevissimi, fanno tutto velocemente. Sì. Noi abbiamo tempi un attimo più lunghi, anche burocrazia e quant'altro, ma parte anche dal punto di vista anche tecnico. Perché questo ci dà l'occasione per dire che il ponte, così come è immaginato e progettato, poi vedremo queste due torri e poi i cavi di materiale. Allora in questo momento siamo il classico acciaio armonico. È retto così e basta. Allora sostanzialmente la struttura è molto semplice, sono queste le torri che verrebbero, sono le prime a essere innalzate, poi si fa un primo, come quando si cuce, c'è un primo cavo che si chiama spinner, viene fatto un primo cavo che è il cavo guida, che una volta si faceva con le navi, ma adesso con i droni si potrebbe pure portare con un drone, con gli elicotteri, un primo cavo, e poi da lì si inizia a tessere tutto il sistema di cavi. Ma fantastico, cioè dall'alto, dal cielo. Sì, il primo siamo il varo del cavo. La problematica delle varie fasi della costruzione è altrettanto complessa quanto lo studio di partenza? Sì. Anzi, in certi casi anche più complessa. Sarà studiata... ma lì in questa fase ancora faccio delle domande un po' così alla buona, ma anche lì il vento potrebbe essere pericoloso, no? Indubbiamente. Anche perché lì nella fase in cui... Poi si crea c'è il cavo del varo, poi si creano delle passerelle, perché per persone, e poi si incominciano, una volta che si è fatto il cavo e si è fatto tutta la cucitura, incominciano a calare tutti i pendini, che sono dei cavi verticali, e si vanno agganciando pezzetti di deck, cioè di impalcato, a mano si vanno attaccando. E quelli a che servono? E questi dove passeranno poi le automobili e i treni, quindi ogni pezzo è un pezzo del ponte, perché viene fatto a moduli, sono moduli di 30 metri. Quindi c'è una complessità estrema e anche, come dire, una innovazione che in qualche modo... un progetto unico sicuramente. Un progetto unico che ci normalizza. Per la lunghezza sì. Allora il problema della lunghezza è una delle cose, io in una presentazione mostrai che mentre i ponti stradali seguono c'è una curva che è abbastanza omogenea, per il ponte di Messina la stessa curva di ponti ferroviari seguirebbe un andamento non più omogeneo, ma sarebbe un gap, un salto molto alto col Messina, perché fino adesso i ponti che posseggono treni e automobili e gommato
arrivano a 1400-1500 metri, quindi noi avremmo un gap molto alto nel giro di poco tempo. Perché le due cose sono a due altezze diverse? Sono... No, sto parlando delle lunghezze, cioè sto dicendo la lunghezza dei ponti sospesi che posseggono sia treno che gommato, fino a questo momento 1500 metri, 1450. Invece i ponti che posseggono solo automobili arrivano fino a 2000. Quindi quando io salgo da 2000 a 3000 è una cosa, quando io salgo da 1500 a 3003 è un altro. Quindi il gap durante gli anni di tecnologia, di costruzione di ponti con treno subirebbe uno spike molto alto. Un'accelerazione, sì, uno spike. Spike Lee. Diciamo. Sì, diciamo un salto che non è paragonabile a quello che normalmente nella progettazione. Abbiamo capito quali sono le difficoltà, sia pure in modo approssimativo perché non siamo esperti. Sì. Ma queste cose chi le dice questa è la domanda più bella. Esatto, è la domanda più bella che mi ha fatto. E questo chi le dice? È quello che mi chiedo anch'io. Perché ora io non entro in campo politico perché non è il mio campo. Allora cambio la domanda, vediamo se è più facile questa. A chi andrebbe detto? Al governo, c'è una commissione scientifica che in teoria dovrebbe indirizzare tutte queste problematiche, invece di magari alle volte fare come purtroppo è successo in molti progetti, poi durante la fase di costruzione vediamo, perché non è un progetto che merita di essere trattato in questo modo. Non ultimo, io mi aggancio a quello che ha detto l'ingegnere Fede. Abbiamo un progetto che è del 2012, dal 2012 al 2023 è passato veramente tanto, e quindi proporre un progetto del 2012 nel 2023 anche da un punto di vista di traffico, perché il traffico del 2023, che non progettiamo per il 2023 ma dobbiamo progettare per il 2050, stiamo parlando di treni che saranno diversi, di automobili che saranno elettriche, di paesi che saranno diversi e velocità che saranno diverse. Tutto questo richiede molto tempo. Chi è che presiede la commissione, per capirci? Professore Borri mi pare, no? Sì, corretto. Sono esperti. Diciamo che questa commissione poteva avere anche una componente tecnica oltre che scientifica, non sarebbe stata esattamente questo fortemente scientifica, accademica, avrebbe avuto bisogno di qualche di qualcuno che faccia ponti veramente. Vabbè, noi come l'ingegnere Sant'Angelo, la vostra candidatura. Intanto, a parte i sorrisi, abbiamo capito quali sono anche, come dire, i problemi complessi che si devono affrontare e che indubbiamente con il passare delle settimane e dei mesi saranno progressivamente affrontati. Grazie per essere stati con noi. Molto interessante avere imparato un po' di cose. Ingegnere Sant'Angelo, l'ingegnere Fede. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di cose che riguardano la salute dei più piccoli quando soffrono. State con noi. Buongiorno Sicilia. Allora, ci sono degli ospiti che vi presento subito, sono Cinzia Favaro Scacco e Emilio Randazzo, sono fondatori di LAD-EZ. Che vuol dire? Vuol dire l'Albero dei Desideri, ente di terzo settore. Da sempre ci occupiamo dei bambini con malattia oncologica, cercando di migliorare la qualità di vita, dato che il percorso di terapia è molto complesso, e tutto quello che è parallelo alle cure mediche, quindi il supporto psicologico, una parte di riabilitazione neuropsicomotoria e fisioterapia, e uno sport scelto ad hoc. In questo momento adesso sono arrivati a 3. Adesso ci arriviamo per gradi. Domani a Catania si parlerà di questo in una conferenza che si terrà alla Wonderland, giusto? Che cos'è? Wonderland è una casa laboratorio, è una casa nella quale si vive durante la malattia, si sperimentano tante forme sia di arte, ma si dà continuità a quella che è la normale vita, che in genere viene bloccata dalla malattia, soprattutto quando questa malattia si chiama cancro e già al solo sentire il nome si blocca tutto. Certo. Noi ci occupiamo di dare continuità in vari modi. Una è la parte psicologica, arte terapeutica, che tira fuori le parti sane che ci sono sempre anche durante una malattia. Poi c'è tutta la parte riabilitativa. Abbiamo un gruppo che Cinzia ha selezionato e che si sta specializzando sempre di più per la riabilitazione dei bambini in tutte le forme riabilitative.
quindi neuromotricità, psicomotricità, logopedia, fisioterapia, abbiamo una fisiatra che coordina tutte queste figure professionali. Quindi voi fate un'opera meritoria, è importante che come genitori ci coinvolge tutti, perché da una parte c'è il sostegno, diciamo così, terapeutico ai bambini che soffrono di malattie oncologiche, di cancro, diciamo. C'è dall'altra la riabilitazione, ma poi ci sono anche tutta una serie di altre cose, laboratori creativi, supporti psicologici, è vero? Ce ne volete parlare? Assolutamente sì, proprio diciamo, il metodo con cui noi affrontiamo l'ombra della malattia oncologica attraverso la creatività, quindi l'arte terapia diventa lo strumento per aiutare sia i bambini che stanno affrontando la malattia, ma l'intero nucleo familiare, perché noi accogliamo l'intero nucleo, vuol dire i fratelli, vuol dire i genitori, perché molte volte i fratelli devono stare un po' messi da parte perché è una malattia che impegna tantissimo e questo essere messi da parte crea veramente dei disagi emotivi e affettivi fortissimi, per cui quando è possibile e loro vengono da noi cerchiamo di occuparci dell'intero nucleo familiare in modo da supportarli completamente. L'arte terapia, e che cos'è? L'arte terapia è arte somministrata, o meglio è psicologia, psicoterapia somministrata attraverso l'arte, quindi il non verbale che è fondamentale con i bambini. Veramente questa parte la dovrebbe dire lei, perché io mi occupo dell'architettura principalmente, perché siamo marito e moglie, psicologa, arte terapeuta e architetto, abbiamo messo insieme questi due ingredienti ed è venuto fuori un dolce meraviglioso, perché insomma si tratta di ingredienti. Siamo affascinati, ma in questo caso architettura addirittura, parliamone. L'architettura, noi abbiamo creato Wonderland, così come prima di Wonderland. È questa qui? Sì, è questa casa laboratorio e l'abbiamo creata attraverso un concorso internazionale di architettura, perché io da architetto non ho voluto imporre un mio progetto, ma ho voluto che tutta la mia categoria professionale, ma non solo catanese come abbiamo fatto nel caso della trasformazione del reparto di oncologia pediatrica del Policlinico, ma che a livello internazionale partecipassero. Infatti abbiamo ricevuto 104 progetti da tutta Europa e una giuria internazionale nella quale non c'eravamo noi volutamente ha scelto questo progetto, che è di uno studio di Firenze. Ma siamo sempre nella parte del Policlinico? O no, è fuori, è del Comune di Catania, è proprietà del Comune di Catania, perché noi grazie a tutti i nostri sostenitori stiamo donando al Comune di Catania su un terreno del Comune. Quindi per accessione diretta è tutto proprietà del Comune e poi la stessa cosa è stato per il Policlinico e in questo momento si sta replicando la nostra opera perché il Parlamento ha fatto un emendamento per stanziare una prima somma affinché il Policlinico San Matteo di Pavia e il Comune di Pavia possano replicare il nostro progetto di casa laboratorio Wonderland a Pavia. Beh, complimenti. È una bella soddisfazione. Beh, fantastico, davvero. Allora, architettura, arte invece, parliamo di arte. Beh, l'arte diciamo che la creatività in realtà, perché se no rischiamo di pensare che si debba essere artisti. No, la creatività è quella parte di vitalità che c'è in ognuno di noi, nei bambini soprattutto, perché andare lì a cercare nel verbale di elaborare tutto quello che vivono, perché è molto complicato, diventerebbe un ostacolo. Invece attraverso la libertà del mondo creativo, infatti i laboratori sono tantissimi, direi almeno una ventina, tra ceramica, scrittura creativa, pittura, musicoterapia, ognuno di loro all'interno di questi luoghi può trovare nuovamente un proprio equilibrio, una propria serenità, ma anche per affrontare la malattia che è lunghissima, dura anni, una malattia oncologica, per essere curati. E questo è necessario, vero? Serve, è utile? È utile, abbiamo fatto anche delle pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste internazionali dove dimostriamo quanto il lavoro di arte terapia e di supporto in momenti drammatici, anche quello che è la fase diagnostica, sono importantissimi perché riequilibrano la condizione emotiva per poi ripartire. Proprio perché il percorso è lungo è necessario avere delle tappe in cui recuperare e continuare, non è un attimo, per cui quella cura è un attimo e finisce lì, è veramente dura anni, per cui è necessario. E il personale come viene formato? Perché è necessario un personale particolarmente specializzato. Questo è un tasto molto importante perché noi curiamo moltissimo
moltissimo la formazione, innanzitutto perché vengono a contatto con una realtà che è molto difficile da sostenere emotivamente, per cui noi offriamo un lavoro di supporto, di supervisione chiamata, ma è questo contatto continuo con tutto il personale che diciamo, nel momento in cui accede per una formazione specifica, che può essere la laurea in psicologia, la specializzazione in arte terapia, da lì inizia proprio questo percorso formativo. Li formate voi? Allora, come psicologi no ovviamente, ma sono già laureati o già specializzati, questa è una prima selezione, dopodiché la formazione inizia sia dalla fase di tirocinio post lauream o di specializzazione, e quindi a questa fase iniziale poi c'è un graduale piano piano entrare a far parte del corpo che diciamo lavora insieme a noi. E i bambini che sono coinvolti purtroppo nell'oncologia pediatrica e che vengono, come dire, in qualche modo seguiti da voi, partono da 0 a... Da 0 a 22, perché i protocolli, come lei spesso appunto mi insegna, si prolungano, si protraggono perché funzionano meglio in una certa età, e anche perché spesso cominciano in età adolescenziale e quindi non puoi cambiare, diciamo, lo staff medico in corso, e quindi proseguono con l'area pediatrica. Fino a 22? Sì, sì, abbiamo un range molto ampio. Range molto ampio. Ecco, volevo fare una domanda da genitore, insomma, probabilmente vi sembrerà banale, ma in realtà per noi è la prima cosa. I più piccoli, che livello di consapevolezza hanno della sofferenza Bella che domanda. li... È bellissima questa domanda, perché molte volte ci si crea, come dire, si dà una risposta individuale. Allora dobbiamo dire che c'è una consapevolezza a tutte le età, una consapevolezza che semplicemente è diversa. Mentre il bambino, il neonatino, il bambino piccolo, 1 anno, 2 anni, 3 anni, hanno una consapevolezza tutta legata all'esperienza sensoriale corporea. E quanto è diretto il rapporto col genitore? È un genitore in ansia che sta male, è ovvio che non può fare a meno di trasmettere che è in una situazione anomala questo bambino, quindi quando noi diciamo è troppo piccolo, non capisce, e stiamo però ignorando, sente tutto, il disagio dei in realtà genitori. lo sente molto di più forse di non una persona che razionalmente si può difendere. Soffrono perché vedono i genitori soffrire. Lo sentono proprio, no? Quindi quanto è importante accudire l'intero nucleo familiare e fare in modo che possano essere più sereni in certi momenti. È chiaro che la malattia non ti può dare serenità. Però parzialmente noi ci dobbiamo occupare di questo. Ma invece crescendo come cambia la situazione con qualche anno in più? Crescendo ci sono anche delle criticità legate alla sensibilità di questi ragazzi, infatti non è il classico luogo dove si trovano i personaggi dei cartoni animati che offenderebbero l'adolescente, che ovviamente si troverebbe in un ambiente creato per bambini più piccoli, quindi c'è tutta una presa in carico che tiene conto della sensibilità del singolo, sia diviso in fasce d'età, sia del singolo, perché ogni bambino è diverso dall'altro. Quindi le esigenze. Domani una cosa molto importante che volevo specificare, l'appuntamento è principalmente dedicato al rendiconto nei primi 2 anni finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quindi verrà appositamente da Roma il dottore Lombardi, che è il direttore generale del Ministero, per prendere atto, perché a noi piace rendere conto, quando le cose le fai veramente, vuoi anche farle vedere, ti piace essere controllato, ecco. Ci mancherebbe. Sì. Esatto, e quindi lui farà anche un bilancio di questo fondo per l'assistenza all'oncologia pediatrica che è stato creato nel 2017 ed è un fondo molto importante, e grazie alla sensibilità di alcuni parlamentari che hanno voluto sottoscriverlo. E poi domani, oltre questo, renderemo conto del PSN, il Piano Sanitario Nazionale. Abbiamo fatto un progetto col Policlinico di Catania per l'equità delle cure, e all'interno di questo progetto c'è anche un momento particolarmente piacevole, che è quello dedicato alla cucina per i bambini. Ah, che bello! E quindi lo chef venire gli chef, esatto, lo chef Sebi Sorbello ha coordinato, ha progettato questa cucina industriale, e ci dedicheremo al palato dei bambini che, essendo affetti appunto afflitto più che affetti dalle chemioterapie,
sono particolarmente sensibili, e a breve appunto abbiamo in corso i lavori del Pont Metro per il completamento del parco, quindi grazie anche al Comune di Catania, e come vedete è un lavoro a 10-20 mani. Pregevole, veramente, Sì, complimenti. Per chiudere, visto il tempo che ci rimane, che è molto breve, l'appuntamento dov'è domani per le persone interessate, anche per chi volesse avvicinarsi a voi per collaborare con voi? Domani la presentazione comincerà con la relazione dei nostri conduttori dei laboratori alle 10 a Wonderland, appunto in via Filippo Paladino. Via 11. Filippo Paladino. Sì, sì. Dalle 10 in poi andrà avanti per la giornata? Dalle 10 in poi La andrà mattinata. avanti per la mattinata, sì. Bene, complimenti davvero a Cinzia Pavarasacco e a Emilio Randazzo, che sono davvero persone di cui dobbiamo imparare tanto, tantissimo. Grazie e buon lavoro. Grazie. Adesso noi anche ci a voi. fermiamo, ci guardiamo altre cose e poi dopo parleremo di altri argomenti. State con noi, buongiorno Sicilia. Se hai fastidiosi problemi di acne, l'argilla può venire in tuo soccorso. Puoi realizzare infatti una maschera astringente mescolando un po' di argilla verde con dell'acqua e lasciando agire per qualche minuto. Le proprietà benefiche dell'argilla aiuteranno a ridurre le infiammazioni del viso e a curare l'acne in modo naturale. Sapevate che non è possibile ricordare qualcosa del primo anno di vita? Questo perché solo dal secondo anno, quando c'è la capacità di formarsi un'immagine mentale di quanto viene visto, iniziano a crearsi tracce nella memoria. Ciò è dovuto all'incompleta maturazione dell'ippocampo, che permette di registrare i ricordi. Quando qualcuno esagera e ha una reazione davvero eccessiva a un evento o una notizia, possiamo usare l'espressione get a grip, letteralmente traducibile con tenere la presa, per dirgli di darsi una calmata e insomma di stare calmo. Beh, l'Etna si è risvegliato, non è che dorma, ma insomma è costantemente in attività. Adesso è particolarmente in attività dal cratere di sud-est. L'Istituto Nazionale di Geovulcanologia di Catania ha notato questa attività eruttiva, quindi esplosione alle 4:36 di questa mattina, che sta causando fuoriuscita di cenere lavica, che poi vedremo nelle prossime ore da che parte andrà. Per ora la direzione che viene indicata è in direzione nord-nord-ovest e di conseguenza per quanto riguarda l'aeroporto di Catania non c'è nessun impatto sulla operatività, è tutto regolare, anche se il bollettino di allerta del volo è, per prudenza ovviamente, viene definito di colore arancione, cioè ci si sta attenti e c'è l'allarme necessario. Però ripeto, l'aeroporto di Catania funziona regolarmente, attività di tipo esplosivo con cenere lavica in direzione nord-nord-est dell'Etna. Adesso che vogliamo fare? Allora andiamo dal nostro Marco Amato, che, scusa, fammi vedere che c'hai lì. Oh, ma oggi è bellissima, è più bella del solito. Buongiorno e benvenuto. Questa Buongiorno. A che cosa si ispira? È dedicata proprio all'eruzione lavica dell'Etna. Ecco, ti pareva? È bellissima. Non ne perdi una. Assolutamente no, sempre sul pezzo, anche perché proprio oggi questa eruzione di caldo rosso coincide con l'entrata di Marte in Sagittario. Marte esce dallo Scorpione alleggerendo i segni zodiacali d'acqua, che sono meno in lotta e quindi sono più morbidi, mentre invece passando in Sagittario, se poco fa abbiamo assistito ad una bellissima disquisizione sul potere dell'arte terapia, possiamo definire Marte in Sagittario come il fare terapia, nel senso che è un Marte incredibilmente più attivo, Vulcano, vi ricordate il dio greco che forgiava nella sua fucina, che era proprio l'Etna, le fulmini, le folgori che Giove scagliava, le sagitte. Appunto, ecco. Per Sagitta non si intende la freccia, ma si intendono i fulmini con cui Giove sanzionava chi peccava di hubris. Marte in Sagittario è sinonimo assolutamente di un'irrequieta voglia di fare, che investirà i segni zodiacali di fuoco, chiaramente quindi Ariete, Leone e Sagittario. Porterà benissimo all'Acquario, che finalmente smette le quadrature in Scorpione, quindi un Acquario molto più libero di fare, di essere
creativo e di esprimersi. Va benissimo anche per chi lancia, un po' meno per gemelli che in opposizione e per vergini e pesci che purtroppo lo avranno in quadratura, quindi un po' di ansia da prestazione per entrambi i segni zodiacali che nel lavoro sono chiamati a svolgere delle nuove occupazioni. Il Cancro assolutamente perde un pochettino di energia perché Marte non è più in trigono dallo Scorpione, mentre invece i segni zodiacali di Toro, poi finalmente posso dare una serie di buone notizie perché sono finite le opposizioni in Scorpione, quindi Toro più liberi e più sereni, assolutamente, mentre invece il Leone si è avvantato di un trigono che lo porta immediatamente in prima posizione. È un weekend decisamente all'insegna di una nuova positività. Tre pianeti in Sagittario, segno dell'abbondanza, dell'ottimismo e della morbidezza, auspicano anche al viaggio e al movimento maggiore, magari con un caro volo ridimensionato potrebbe essere l'ideale, sfruttare questi tre pianeti per girare un po' la nostra bella isola e per entrare e uscire dalla stessa. Detto questo, perché i tempi oggi sono brevi, vi auguro un bellissimo weekend che vedrà anche una luna in Toro, quindi forza, concretezza e soprattutto voglia di benessere per tutti. Ebbene, come la lava riplasma il mondo, buon weekend e buon Marte in Sagittario a tutti. È fantastico, grazie davvero, tanti auguri anche a te per questo weekend. Abbiamo ancora Guarda, la curiosità che abbiamo acceso all'inizio sulla intelligenza artificiale, il piano segreto di Altman, un'intelligenza artificiale incontrollabile dall'uomo. La rivelazione è della Reuters, dietro la cacciata della D e i dubbi del board di OpenAI sul progetto Q. Non è soltanto la stampa che se ne occupa, anche Repubblica, l'azzardo di Altman, OpenAI, il progetto Q per la mente sovrumana, licenziamento e poi rientrato perché praticamente ci sia un progetto di una intelligenza che scavalcherebbe l'uomo, ma non è soltanto qui. Anche il lato oscuro dell'intelligenza artificiale, c'è una scoperta che minaccia l'umanità, sono diversi quotidiani, Q-Star, l'intelligenza artificiale con la stessa capacità cognitiva di un umano. Dentro OpenAI sono state resistenze alla volontà di Altman di metterla in commercio. Perché l'avevano fatto fuori in un primo tempo e poi lo hanno ripreso. E questa è la prima volta che sentiamo parlare di intelligenza artificiale come veramente qualcosa di sovrumano e completamente indipendente dall'uomo. Non è il solito la formula di prepariamo, no, qualcos'altro. Vedremo. Aiuto, vedremo. Intanto andiamo con lo sguardo nel passato. Il 24 novembre del 1859 Darwin pubblica il suo rivoluzionario saggio L'origine della specie. Non è la più forte delle specie che sopravvive, dice né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. Speriamo che l'intelligenza artificiale non sopravviva a tutto questo. 24 novembre, siamo al 1939, viene collaudato il bombardiere italiano Piaggio, dal quale deriva uno dei simboli storici del boom economico, la Vespa Piaggio, il motore dell'avviamento dell'aereo sarà quello usato proprio nella Vespa. Questo è il primo bombardiere Piaggio. Niente meno. 24 novembre 51 a Broadway debutta l'opera teatrale Gigi con Audrey Hepburn, ancora poco conosciuta, e sarà il trampolino di lancio per il debutto della Hepburn, bellissima e straordinaria, nella Vespa appunto e le vacanze romane. E poi ancora la mattina del 24 novembre del 63, ai noi, il presunto assassino di Kennedy, Lee Oswald, viene ucciso in diretta televisiva da un suo conoscente, uno dei misteri americani mai del tutto chiariti, questo Jack Ruby, un piccolo gangster di Cosa Nostra legata al boss di Chicago e della Florida, ma forse anche a qualcos'altro in più, non si è mai capito bene. 10 anni dopo, 24 novembre del 1973, a causa della crisi petrolifera globale, si cerca di risparmiare quante più risorse derivanti dal petrolio. In Germania viene introdotto il divieto di velocità sulle autostrade, prima non esisteva alcun limite. Il 24 novembre del 73 nasce Paola Cortellesi, che salutiamo, a cui facciamo i complimenti per questo suo meraviglioso C'è ancora domani, che l'ha vista nella triplice veste di regista, sceneggiatrice e interprete, che ha ormai sfondato il tetto di 20 milioni di euro di incasso. Film bellissimo, andatelo a vedere se non l'avete ancora visto, sulle violenze domestiche e il diritto di voto delle donne, bellissimo. Una notizia curiosa adesso, 24 novembre 2012 sul social network YouTube esplode il fenomeno di Gangnam Style dell'artista sudcoreano Psy.
che in breve tempo diventa il video più visto in assoluto. E qui siamo arrivati alla conclusione. Il 24 novembre del 2008 li avete riconosciuti, sono in Negramaro e lanciano Meraviglioso, che è la cover della canzone di Modugno. Cover. Allora, è stato inserito come colonna sonora nel film Italians di Veronesi, poi questo video vede Verdone e anche Scamarcio, ed è un omaggio al film di Wim Wenders, Il cielo sopra Berlino, uno dei film più belli di Wenders. Allora noi adesso ascolteremo l'esibizione di Giuliano Sangiorgi e Massimo Ranieri, che salutiamo, che duettano insieme in questo celebre successo nel 68. Un buon weekend. L'appuntamento è per lunedì 27. Grazie per essere stati con noi. E il weekend non può essere a questo punto per voi che meraviglioso.